Onorevole Ministro, intanto grazie per essere intervenuto a questo importante convegno nazionale. Qui in platea mi permetto di portare il saluto di tutti quelli che stanno qui in platea, le autorità, a cominciare dal sindaco di Agrigento Franco Miccichei, da Presidente nazionale degli ingegneri Mimmo Perrini, tutte le altre autorità qui presenti in sala, del teatro è veramente stracolmo. Ovviamente c'è grande attesa per le sue parole in questo momento in cui Agrigento è capitale italiana della cultura e gli ingegneri di tutta Italia sono qui riuniti per parlare di infrastrutture, visto che è un tema molto caro a noi come categoria, soprattutto oggi che si parla di ponte sullo stretto di Messina, si parla di rilanciare la mobilità sia su strade, quindi sul commato, sulle ferrovie, e oggi qui ad Agrigento ovviamente il territorio, la domanda ovviamente è quella dell'aeroporto di Agrigento, lei lo sapeva sicuramente, quindi le do subito la parola. Ricordo quello che ci dicemmo con gli imprenditori, con gli amministratori di Agrigento, saluto il sindaco, saluto l'ingegner Perrini e ringrazio il Consiglio per aver organizzato questa giornata di dibattito. Ricordo altri temi su cui stiamo lavorando, la strada statale degli Appisti su cui stiamo investendo 1 miliardo di euro e altre infrastrutture stradali che serviranno a questa splendida provincia. Entro subito nei 2 temi. Aeroporto, ricordo quando mi misero in mano un fascicolo che proponeva quello che era l'aeroporto di Agrigento, io come sono uso fare, ascolto, prendo e metto in mano ai tecnici il dossier. So che il presidente dell'ENAC ha parlato poco prima di me, lo ringrazio. Siamo in fase di chiusura del piano nazionale aeroporti e se i numeri non permettono, cosa che mi farebbe assolutamente piacere, lo stesso business plan dell'aeroporto di Agrigento sarà inserito nel piano nazionale degli aeroporti, quindi mi propongo per accompagnare. Grazie, c'è un applauso dalla sala. Al di là dell'applauso, è un lavoro complicato quello dei tecnici, perché a me farebbe piacere dire sempre sì ovunque vada, mi chiedono uno svincolo autostradale, una fermata dell'alta velocità, non si può dire di sì a tutti. Io penso che i numeri, la storia, il piano di sviluppo, l'ipotesi di crescita di un territorio come quello di Agrigento meriti di essere assolutamente considerato. Poi ripeto, la politica per me deve essere in grado di ascoltare, di trovare i soldi e di portare avanti delle leggi. Se i tecnici mi dicono, come mi sembra che possa essere, che il progetto ha le gambe per camminare, perché la cosa fondamentale non è arrivare un pomeriggio in teatro ad Agrigento dicendo ci penso io, poi fra 6 mesi siamo punto a capo. Vi posso dare la mia parola che se i numeri permettono di ipotizzare il sostegno di questo aeroporto che servirà alla comunità economica, alla comunità scientifica, alla cittadinanza a tutti, ebbene il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sarà casa vostra. Ministro, Ministro, mi permetta, Gianluca Semprini, mi scusi, giustamente l'applauso viene dalla platea, ma le chiedo giornalisticamente, lei dice se i numeri, quali numeri, a quali numeri facciamo riferimento? Cioè i numeri dell'eventuale aeroporto di Agrigento, il numero totale degli aeroporti? No, i numeri di un eventuale aeroporto ad Agrigento, sì. Perché ovviamente so che si stimano in più di 500.000 passeggeri anche. È chiaro che se devi investire milioni di euro, non milioni di euro, milioni di euro su una struttura importante come questa, devi avere un business plan che 2025, 2026, 2027 ti dica quanto investo, quanto incasso, quanta gente vola, quanta gente parte e quanta gente arriva. Quindi se i numeri a sostegno, e mi sembra che la strada sia questa, dicono che lì ci può essere questa iniziativa, il Ministero ovviamente Agrigento da questo punto di vista avrà la priorità, perché insiste in un piano di investimenti in Sicilia da 30 miliardi di euro. Perché poi ogni tanto qualcuno dice anche in televisione a Salvini cosa fai il ponte, o piuttosto cosa fai l'aeroporto di Agrigento, che prima ci sono da sistemare le strade e gli acquedotti in Sicilia.
vero, ci sono da sistemare strade e acquedotti in Sicilia, però è da 50 anni che ad Agrigento in Sicilia si sentono dire non c'è bisogno del ponte, non c'è bisogno dell'aeroporto perché prima bisogna sistemare le strade e l'acqua, e non hanno fatto né l'uno né l'altro. Non ho responsabilità io di quello che ho fatto in questi anni, nei prossimi 2 anni e mezzo. Quindi dal mio punto di vista si può investire sulla strada degli artisti, sì, si può investire sulla Palermo-Catania-Messina, sì, questo implica che non si può investire sull'aeroporto di Agrigento e sul ponte sullo stretto? No, la mia ambizione è di arrivare a fine mandato avendo investito soldi sull'acqua, avendo investito soldi sulle strade e avendo avviato i progetti aeroporto e ponte. Ovviamente un aeroporto e un ponte non si fanno in 6 mesi, però mi faccio carico della posa della prima pietra, conto che la tecnica accompagna la politica e poi per quello che riguarda Agrigento il Ministero ritenetelo casa vostra. Attila.